È un progetto fondamentale, in realtà sono due i progetti, perché oggi viene presentata la rete di collettamento delle acque nere e quindi le fognature che copre alcune frazioni che oggi non sono coperte, quindi sicuramente un miglioramento anche dal punto di vista della qualità, ma poi anche il depuratore che servirà a tutto l'abitato di Follina e le frazioni che verranno coperte appunto da questa nuova rete. Stiamo parlando di investimenti di milioni di euro. La Regione interviene con 3 milioni e 9, che sono fondi che ovviamente non vanno a ricadere nelle tasche dei cittadini, perché quando si parla di acquedotti e fognature il costo va a gravare sulla tariffa, quindi sulla bolletta, salvo che non ci siano dei contributi straordinari. In questo caso la Regione interviene con pesanti contributi, sono progetti che sono nati parecchi anni fa, già nel 2019 e quindi credo che sia un risultato positivo anche per i cittadini, perché non va a incidere sulle tasche, visto e considerato che sono fondi che ci arrivano in parte dall'Europa, in parte dal bilancio regionale, quindi insomma una buona notizia per i cittadini di Miane e di Follina.